Questa è la mia pizza romana scrocchiarella e da napoletano doc ho appena commesso un sacrilegio perché ho tradito la pizza napoletana e mi è piaciuto. Devo dire che noi italiani su una cosa andiamo d'accordo: litigare sul cibo. Arancina o arancino, ragù napoletano o bolognese, pizza napoletana o pizza romana. Facciamo una cosa, io ora la preparo, vi mostro la ricetta e la provo per voi. Se vi piace la rifate a casa e la mangiate alla mia salute, altrimenti continuate ad abboffarvi di napoletana, ma sempre alla faccia mia. Prima della ricetta bisogna cominciare però dalla farina. Come base di partenza possiamo usare una 00 di media forza come questa Polselli, una Caputo Pizzeria, una 5 Stagioni ed in generale farine con W, cioè la forza, tra 220 e 280, cioè tra 11 grammi e 12 grammi di proteine. Per rendere l'impasto più saporito e sfizioso, come dicono infatti a Trastevere, è consigliabile usare tra il 20 e il 30% di farina di semola rimacinata, che contribuisce alla croccantezza ma che conferisce anche una struttura più rustica e un sapore più pronunciato alla pizza. In commercio esistono anche delle farine pensate per la tonda romana, come ad esempio questo mix di farine di Pinza for You, ma comunque ce ne sono tante altre che potrete trovare. Qualunque farina usiate, ricordate che l'idratazione della tonda romana è bassissima se confrontata con la napoletana. Parliamo infatti di una percentuale tra il 55 e il 60% che assicurerà la croccantezza tipica della scrocchiarella. Questa è la ricetta che vi servirà per fare 9 pizze. 1 chilo di una delle farine di cui abbiamo parlato, 550 ml di acqua a temperatura ambiente, quindi il famoso 55% di idratazione, 5 g di lievito fresco o 2 g di lievito secco, 20 g di sale e 50 g di olio extravergine d'oliva. L'impasto si potrebbe fare anche a mano con la tecnica del no knead, ma per attenerci il più possibile a quella che è la tecnica standard useremo l'impastatrice. Data però la bassa idratazione, anche la planetaria più scarsa dell'universo sarà in grado di lavorare questo impasto. Verso tutta la farina nella ciotola dell'impastatrice e attacco il gancio a foglia che ci servirà ad unire gli ingredienti e a creare la massa. Faccio partire l'impastatrice alla velocità 1 e verso il lievito fresco che ho precedentemente sbriciolato, oppure versate il lievito secco. Faccio andare l'impastatrice per qualche secondo, giusto per mescolare farina e lievito, e comincio poi a versare l'acqua. Diversamente da quanto faremmo con la pizza napoletana, l'acqua va versata tutta e subito. Oddio, in verità, come si vede dal video, sempre un certo timore reverenziale al cospetto degli impasti e per questo verso l'acqua sempre con attenzione, ma in questo caso non serve a niente, potete svuotare tutta l'acqua immediatamente. Faccio andare l'impastatrice per 2-3 minuti, giusto il tempo che tutta la farina sul fondo venga raccolta dal gancio e che si formi la massa. Abbiamo impastato per così poco che ovviamente non si è formato alcun glutine. Stacco l'impasto dal gancio perché ora andrà sostituito con il classico gancio per impastare. Faccio ripartire l'impastatrice a velocità 1 e dopo massimo 3-4 minuti si incomincia finalmente a vedere un accenno di impasto serio. È ancora abbastanza grezzo, ma soprattutto mancano i 2 ultimi ingredienti, cioè il sale e l'olio. Faccio ripartire l'impastatrice e aggiungo il sale e aumento la velocità a 2. Lascio continuare ad impastare, è giusto il tempo di assorbire il sale. In questo caso potrebbero volerci non più di 3-4 minuti. Una volta assorbito il sale, dovrete aggiungere l'olio e continuare ad impastare fino a quando le tracce di olio non saranno sparite sia dall'impasto che dalla ciotola. Per facilitare questa operazione ho aumentato la velocità dell'impastatrice a 4, cioè a poco più della velocità media. Ultimi 3-4 minuti di impastamento e abbiamo finito. Svuoto la ciotola dell'impastatrice e il fatto che la ciotola sia pulita e senza residui di impasto ci dice che è andato tutto secondo programma. Ora chiudiamo l'impasto con un minimo di pillatura e tenete bene a mente che non è importante avere un impasto estremamente liscio e setoso, per cui durante la pillatura non stressate troppo l'impasto. Copro l'impasto con la ciotola della planetaria e lo lascio riposare giusto per 15 minuti. Questa pausa farà rilassare l'impasto e lo renderà più lavorabile quando lo porzioneremo e faremo le palline. Con l'aiuto della bilancia dovremo assicurarci che ogni pallina pesi 180 grammi, perché meno peserà il panetto, più lo stenderemo e più sottile e croccante verrà la pizza. Cominciamo dividendo l'impasto in 2, così sarà più facile porzionare i 2 serpentoni. Tagliamo e pesiamo fino a quando non avremo 9 impasti da 180 grammi l'uno.
E ora è il momento di fare le palline. La tecnica non è diversa da quella dei panielli della pizza napoletana. Vi consiglio giusto di non stringerli troppo, così da rendere la stesura un po' più semplice. L'importante è che una volta fatta la pallina, il sotto sia ben chiuso e questo sarà fondamentale per quando stenderemo l'impasto. La tecnica è questa: prendete un lembo e lo portate verso il centro, continuate così per 2, 3 o 4 volte fino a quando non avremo formato una pallina. Ora afferrate il sotto della pallina e lo stringete avvitando la pallina stessa. Ora, in teoria potremmo riempire una cassetta piccola per impasti, ma ve lo sconsiglio perché dopo la lievitazione potrebbero risultare troppo ammassati e quindi difficili da separare. Inoltre, tanti panetti ammassati e ben lievitati potrebbero non essere più tondi e questo renderebbe la stesura un mezzo inferno. Lascio 6 impasti nel contenitore grande e 3 in quest'altro qua. Se non ne avete un altro, usate anche dei contenitori tipo Ikea, meglio però se tondi. Dopo una mezz'oretta trascorsa a temperatura ambiente, giusto per essere sicuri che la lievitazione sia partita, metto i contenitori in frigo, ma non troppo in basso dove le temperature sono più vicine ai 4 gradi centigradi, laddove ovviamente il frigorifero funzioni bene. Diciamo che una temperatura intorno agli 8 gradi centigradi potrebbe essere quella ottimale, ma mi rendo pure conto che ogni frigorifero possa funzionare in modo diverso. Lasciate gli impasti in frigo almeno tutta la notte, però per dei risultati ottimali vi consiglio un classico 24 ore. Qualunque tempistica abbiate deciso, verificate lo stato dei panetti. Come punto di riferimento dovranno aver raddoppiato in volume come questi qui. Se il raddoppio avverrà durante la fase del frigo, tirate i panetti fuori almeno 30-40 minuti prima della cottura, giusto il tempo di farli un po' acclimatare. Se invece i panetti durante la notte sono cresciuti poco o addirittura niente, considerate fino a un 3-4 ore a temperatura ambiente o quanto necessario in base alle temperature di casa vostra per far sì che raddoppino in volume. E ora finalmente si mangia. Farò 2 tipologie di pizze: la classica margherita, che essendo un po' più umida avrà un crunch più limitato, ed una bianca con stracciatella, mortadella e rucola per testare il vero crunch della scrocchiarella. Per la margherita ho passato del pomodoro pelato che ho solo salato e della mozzarella un po' più asciutta di quella fresca che ho tagliato finemente quasi a scaglie. Olio extravergine d'oliva e tanto basilico a foglia piccola che coltivo in casa nella sera che vi ho mostrato qualche mese fa. Per la cottura potete usare il vostro forno di casa, la massima temperatura è una refrattaria, ma per replicare una tonda romana scrocchiarella come quella che mangeresti a Roma, i forni F1 sono la soluzione migliore in assoluto perché sono potenti, versatili e smart, proprio come questo P134H che uso per la napoletana, la pizza in teglia, il pane e ora per la tonda romana. Mi basta infatti selezionare il programma tonda romana per far sì che il forno si preriscaldi e mantenga la temperatura fino al momento dell'infornata in meno di 20 minuti. Se possedete poi altri forni F1 vi basterà selezionare 340 gradi sopra e 350 sotto. Se invece non avete un forno F1 ma vi piacerebbe comprarlo magari anche a rate, usando il codice sconto GigioPizza10 potrete farlo con un esclusivo sconto del 10%. Trovate tutte le informazioni nel link in descrizione. Per questa tipologia di pizza dovremo usare la classica pietra refrattaria che ci permetterà di ottenere una pizza più croccante rispetto al biscotto, che è più adatto invece per la pizza napoletana e per tenerla morbida. Per quanto riguarda la stesura vi farò vedere sia quella classica a mano approvata dai tradizionalisti, sia quella con il mattarello che è alla portata di tutti e assicura risultati ottimi anche a chi non è pratico. Per la stesura potete utilizzare la semola, farina di riso o addirittura farina 00. Personalmente preferisco la semola. Mi assicuro che il panetto sia ricoperto di farina e comincio con la stesura con l'uso dei polpastrelli. Diversamente dalla napoletana classica, qui si parte dal cornicione che va schiacciato trasformandolo in ciò che nel resto d'Italia viene chiamato bordo. Durante questa fase bisogna fare molta attenzione a lasciare il centro quasi intatto, poiché durante l'allargamento ciò eviterà che la pizza si strappi. Una volta allargata a sufficienza, utilizzo i palmi delle mani per proseguire con la stesura. Premo entrambe le mani sulla pizza, lasciando il centro libero mentre faccio ruotare il disco. Proseguo fino a quando la dimensione della pizza sarà pari o leggermente inferiore a quella della pala che useremo per infornare. Sposto la pizza dal piano di lavoro e lancio la pizza con gentilezza da una mano all'altra per far cadere la farina in eccesso. Solo a questo punto
Passiamo ai condimenti. In realtà andremo a mettere il solo pomodoro, quindi non esagerate, altrimenti l'umidità causata dal troppo pomodoro metterà a rischio la croccantezza. Il pomodoro va messo praticamente ovunque, anche sul bordo. Vi consiglio però di lasciare meno di 1 centimetro pulito, ma solo per evitare che il pomodoro possa cadere sulla pala e bloccare lo scivolamento della pizza. Spolvero un po' di farina sulla pala e, afferrando la pizza da un piccolo lembo, la tiro a me leggermente mentre spingo la pala sotto. La sistemo per far sì che sia tonda, e visto che avevo un pezzettino che pendeva e che mentre impalavo si è formato un piccolo buco, l'ho usato per una saldatura a volo. E ora la cottura, che avverrà in 3 minuti. Premo play per far partire il timer e vediamo che cosa succede. Quando manca poco più di 1 minuto metto in pausa la cottura e tiro fuori la pizza per finalizzarla. Aggiungo la mozzarella, ma non troppa, basilico come se fosse un'erbetta magica raccolta a frascati, un'occhiata al sotto per vedere se è tutto a posto e via con la seconda parte dell'infornata, che ci servirà giusto a sciogliere la mozzarella e a bruciacchiare i bordi. Ed eccola qui. Mo però dovete scusarmi perché da napoletano devo mettere il basilico in questo modo, altrimenti mi sento male. Filo d'olio per impreziosirla ed ecco la mia pizza tonda romana, spero scrocchiarella. Il sotto cotto perfettamente e questo è il suono dell'amore per le pizze. Ora passiamo a quella bianca. Per la stesura faccio come per quella di prima, schiacciando i bordi e lasciando il centro intatto, ma appena stesa un pochino proseguo con il mattarello. L'importante è schiacciare in maniera omogenea tutto il diametro della pizza, un po' alla volta. Sposto la farina dal piano di lavoro ed elimino quelli in eccesso dalla pizza con il solito salto in lungo dell'impasto. Come un salt bide noi altri, lascio cadere la mozzarella, ma resomi conto che non serve a niente, proseguo sistemandola in modo uniforme sul disco di pasta. Filo d'olio, spolverata di farina sulla pala, impalo aiutandomi con il pizzico e via in forno. E a questo giro la cottura proseguirà per tutti e 3 i minuti, visto che finiremo la pizza a freddo. Ed eccola quasi terminata. Condisco la pizza con dei ciuffi di stracciatella. Aggiungo 4 rose di mortadella, ma solo perché non ne avevo più. Vado di rucola a coprire parte della stracciatella. Scaglie di pecorino romano grattugiate al momento. E filo d'olio a completare la preparazione. Ed ecco la mia tonda romana bianca. Questo è il sotto e anche qui la cottura è giusta. Qui faccio un po' lo sborone per mostrare quanto è rigida e croccante. E a proposito di croccantezza, questo è il suono dell'amore per la pizza. Ora purtroppo tocca assaggiarle. Che fa? Che dirvi, entrambe top come sapore e la nota croccante aggiunge assolutamente quell'elemento sfizioso alla pizza. Tra le due quella bianca è sicuramente più croccante, risultato che forse avrei potuto ottenere nella margherita se avessi usato ancora meno pomodoro e mozzarella, ma comunque in ogni caso buona anche se meno croccante. Qualunque pizza vi piaccia, mappazzoni o biscotti, qualunque sia la vostra regione o la squadra per la quale tifate, amate sempre la pizza perché la pizza è gioia, specie quando la facciamo in casa. Ciao e alla prossima!